Il primo problema che si troverà a dover rispondere la Commissione speciale d'inchiesta è: ma quanti sono? Qual è il numero reale di decessi avvenuti all'interno delle residenze sanitarie della nostra regione? Per i 5 Stelle in regione i conti non tornano, soprattutto se si guarda al mese di marzo. All'appello mancherebbero circa 500 morti, la differenza tra quelli dichiarati dai report della regione, 511 per l'esattezza, e i 1000 decessi in più registrati dall'Istat. Se nel quinquennio 2015-2019 i morti in Veneto erano 5.098, a marzo 2020 sono stati infatti 6.097. Insomma, sostengono i grillini, il dato reale dei decessi correlati al virus al 31 marzo è stato il doppio di quello dichiarato da Zaia. Da qui la richiesta di una commissione regionale d'inchiesta su quanto successo nelle RSA. Tanti i perché. Perché alcune strutture sono state blindate fino dai primi giorni dell'epidemia e altre no? Perché alcune avevano disponibilità di dispositivi di protezione individuale, altri non ne avevano? Mancanze che ogni giorno vengono spente, però, come se fosse gettato un secchio d'acqua sul fuoco da parte del governatore Zaia, che invece continua a far passare il messaggio che è tutto sotto controllo e tutto va bene. Un focus specifico per i 5 Stelle dovrà essere dedicato alla Marca trevigiana. Da questo rapporto che ha citato Enrico dell'Istat emerge che la provincia di Treviso ha il dato peggiore nel Veneto e non di poco. Addirittura abbiamo una percentuale di decessi del primo trimestre del 2020 che è del doppio rispetto alla provincia di Padova. Altro capitolo, quello del futuro degli ospedali Covid. Ho chiesto anche in regione che fine faranno gli ospedali Covid come Dolo, Villa Salus e Jesolo dopo l'emergenza, perché siamo sempre stati dalla parte delle strutture territoriali che non vanno assolutamente abbandonate, e quindi dopo l'emergenza bisognerà capire come ripristinare i servizi che si facevano prima.